Le cave che ci sono là hanno miliardi di ettolitri di acqua e c'è sempre il sottosuolo che pompa dentro. Ma è la proprietà è dei cavatori. I cavatori possono mettere a disposizione delle comunità? Altro che la mia la metto domani mattina a disposizione. Acqua ce n'è nel sottosuolo qua a Trevigiano, ce n'è a miliardi di acqua. La proposta provocazione del cavatore Remo Mosole viene rinviata al mittente dal presidente del consorzio di bonifica Piave, Amedeo Gerolimetto, che al di là degli studi geologici e sulle falde freatiche demandate agli esperti, sottolinea. Per quel che riguarda l'acqua che si vede affiorare nelle cave, e cioè è quell'acqua che va nelle falde che normalmente viene utilizzata, acqua potabile, acqua dolce, acqua pulita, che viene normalmente utilizzata non per irrigare, ma viene utilizzata a uso potabile, e io sono contento che lui dica che siamo in un materasso di acqua e possiamo essere tranquilli. Io sono convinto invece che l'acqua potabile va conservata, va protetta, possibilmente secondo me non va portata a vista, cioè affiorata e scavato sotto acqua, perché è un bene preziosissimo che va tutelato. Circa il recupero e gli invasi che i consorzi chiedono di fare per dare una soluzione al problema che si presenta sempre più frequentemente della siccità piuttosto che delle alluvioni, così il presidente del consorzio Piave. Consentirebbe di fatto a recuperare quelle ferite che sono state fatte al territorio con la realizzazione delle cave, che sono state indispensabili, necessarie per il nostro sviluppo, ma che adesso vanno recuperate secondo me e servite in un caso come questo per esempio per creare degli invasi che servono per lo stoccaggio dell'acqua di superficie, l'acqua piovana che non deve correre al mare. Ecco, questo è un fatto secondo me estremamente importante e estremamente utile seguendo quel processo. E inoltre gli invasi che diciamo noi che si vogliono realizzare, invasi di pianura, servono anche per la sicurezza idraulica. Io sono dell'avviso che le cave che ci sono oggi, che il signor Remo Mosole metteva a disposizione per il pompaggio, credo che quell'acqua debba servire per le abitazioni e per l'uso civile, mentre per l'irrigazione dobbiamo recuperare e trattenere l'acqua piovana se vogliamo garantire il nostro futuro e il futuro dei nostri figli.